Notte di panico sull'Etna per uno sciame sismico che si è verificato tra i comuni di Giarre, Mascali, Milo, Riposto, Sant'Alfio, Santa Venerina e Zafferana Etnea. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato dalle 23 di ieri sera fino alle 6 di questa mattina circa 40 scosse, di cui 2 di magnitudo superiore ai 3 gradi della scala Richter. Tutto è da ricondurre, secondo gli esperti dell'INGV, ad un risveglio dell'attività vulcanica. Questa attività sismica è da mettere in stretta relazione con i processi di ricarica magmatici più profondi all'interno del vulcano. Infatti anche dalle inversioni delle deformazioni del suolo, dalle misure di deformazione del suolo che già dai primi giorni di maggio ci avevano dato segnali di un'accelerazione e quindi di una possibile risalita di magma dal profondo, sono abbastanza compatibili. Prima è stata ieri sera alle 23:58 di 3.2, come dicevo prima, e un'altra si è verificata alle 00:38, sempre dello stesso livello di magnitudo. Dobbiamo aspettare una nuova eruzione? È possibile che questa risalita di massa magmatica dal profondo possono essere un segnale chiaro della ripresa dell'attività eruttiva che potrebbe avvenire a breve.